Good morning! Stiamo vedendo tutte le giornate belle di Parigi, perché poi Parigi, in fin dei conti, arrivata a questo periodo qua, che è il periodo della primavera, fino a maggio, è bellissimo. Perché ogni giorno è sole pieno, perché poi è primavera prima dell'Italia. Però adesso dobbiamo stare chiusi in casa. La novità è che ieri è stato annunciato, ieri, era 20, 21, 22 marzo, boh. Pardon. Ieri è stato enunciato che dobbiamo fare 6 settimane, forse anche di più, in casa. Ma che sei proprio nel stress? Cioè, coronavirus è proprio uno stress. Allora, ragazzi, e quindi facciamoci superare anche questo stress. Cosa volevamo fare? Volevamo andare a prendere il pane e rischiare un coronavirus? No. Il pane lo facciamo oggi. Allora, oggi faccio le baguette, domani faccio il pane vero e proprio. Faccio le baguette perché io il pane lo congelo. Quando voi lo congelate e lo mettete nel congelatore, lo tirate fuori e poi la mattina e poi la sera, se vi serve il pane il giorno dopo, lo tirate fuori, voi avrete il pane come era prima. Questo diciamo che è un trucchetto che in fin dei conti mi ha insegnato mia nonna, e tra parentesi mi ha insegnato mia nonna anche a fare il pane, perché io facevo il pane con lei. Quindi adesso però facciamo la baguette, perché? Perché la baguette Elio non mangia pane, molto difficile, e poi la baguette è molto più piccolina e quindi la riesco a mettere nel congelatore. Proprio dobbiamo tenere conto in questo momento dei vari spazi. Però passiamo subito alla ricetta e vediamo gli ingredienti che servono per fare la baguette. Per fare la baguette è semplice, il problema è che ci sono diversi passaggi che si devono fare, 4 in realtà. Ok, adesso ve li faccio vedere, vi incomincio a descrivere gli ingredienti. Allora ragazzi, ed eccoci qua. Io vi consiglio sempre di prendere un paio di farine differenti. Io ho preso questa che è una Suprema, che è una farina fantastica, ma poi ho preso anche la farina, quella là per fare il pane con i cereali. Quindi io praticamente ho fatto 250 grammi e 250 grammi. Comunque in totale sono 500 grammi di farina. Ok? Quindi la mischiate per bene. In questa prima fase di procedimento le mani non dovete spoccarvele, non dovete impastare con le mani, perché l'impasto del pane non è come l'impasto della pizza. Ci sono però alcune regole che sono fondamentali. Il sale non va mai aggiunto nella farina insieme al lievito, perché il sale disidrata e il lievito si nutre dei carboidrati presenti nella farina. Quindi voi dovete mettere il lievito nella farina, mescolare bene, e il sale va sciolto nell'acqua. Voi invece fate tutto un procedimento completamente differente. Cioè voi mettete, c'è chi mette il sale e c'è chi mette praticamente chi scioglie invece il lievito nell'acqua. Uno dei procedimenti, che questi qua sono i procedimenti che valgono anche per fare la pizza, per fare la brioche, per fare tutto. Se volete che cresce per bene la vostra pasta, dovete fare questo procedimento. Allora, lievito, mescolare il lievito sia di birra o granulare con la farina, quindi mescolare bene, aggiungere un po' di zucchero, serve proprio una mezza bustina di questa che serve per attivare il lievito, poi si gira bene e poi si aggiunge l'acqua con il sale, ok? Con il sale che deve essere sciolto nell'acqua. L'acqua potete prendere l'acqua tiepida. Allora, per questa ricetta, per fare un 3-4 baguette abbastanza grandi, mezzo chilo di farina, 2 bustine di lievito, questo qua granulare, oppure potete prendere il lievito di birra, una decina di grammi, va bene, e 350 grammi di acqua. Questo è il tutto. Non abbiamo bisogno dell'olio come nella pizza.
Ok, quindi andremo a mettere adesso il lievito e lo zucchero. Abbiamo aggiunto adesso il lievito e mischiamo bene. Dobbiamo far incorporare il lievito in tutta la parte della farina. Ok, e un po' di zucchero, non è che serve tutta la bustina, giusto un po' di zucchero che serve per attivare il lievito. D'accordo, adesso fate un foro e mettete tutta l'acqua. Adesso mischiate fino a quando la farina non ha assorbito praticamente tutta l'acqua. Io ho inserito un'acqua che è tiepida, quindi non è né calda, quindi dovete impastare non come quando fate la pizza, dovete semplicemente impastare fino a quando la farina non ha assorbito praticamente tutta l'acqua. Quindi lo fate anche energicamente. Lo faccio io, lo faccio a 2 mani, ok? Voilà. Allora, in poche parole, non dovete stendere, mischiare. Guardate, la farina è unita all'acqua, basta, va bene così. Adesso l'impasto deve essere così, quindi adesso mettiamo una pellicola sopra e facciamo lievitare fino al raddoppiamento. Allora, un consiglio: forno con lampadina accesa, ma se volete velocizzare voi potete mettere a 30 gradi, quindi preriscaldate il vostro forno a 30 gradi e poi lo chiudete e quindi si è fatta praticamente il calore necessario, però comunque già solo con la lampadina accesa va benissimo. Allora adesso mettiamo una pellicola sopra e facciamo lievitare. Voilà. Allora ragazzi, come vedete la nostra pasta è cresciuta. Adesso quello che noi dobbiamo fare si chiamano pieghe di rinforzo. Vi dico che non è mai la stessa cosa con il forno a legna come facevamo noi. Allora, per fare le pieghe di rinforzo, perché poi dovete farlo crescere un'altra volta, si aggiunge un po' di farina sul tavolo. Vedete questi semetti neri perché la farina non sono cacchine di topo, è una farina con i cereali. Quindi facciamo cadere il nostro impasto. Adesso con l'aiuto della farina, quindi allargate il vostro panetto. Come vedete non si deve lavorare un'altra volta. Ok, adesso bisogna fare le pieghe di rinforzo. Le pieghe di rinforzo sono praticamente le venature che voi vedete nel pane all'interno, quindi dovete chiudere il vostro panetto come un fagottino. Così. Quindi mettiamo una palla. Adesso prendiamo un'altra volta la stessa ciotola, mettiamo un po' di farina all'interno, prendiamo la nostra pasta, potete anche prendere
una di quelle palette che purtroppo non ho. Voilà, si chiude un'altra volta e si fa crescere per all'incirca 1 ora e mezza. Adesso andiamo a prendere il nostro impasto, mettiamo della farina, lo facciamo cadere, da questo momento la ciotola non serve più, deve fare lievitare altre 2 volte, quindi impastate un po' con la farina, vi agitate con la farina, allora adesso lo dividete praticamente in 3, quindi lo mettete in questa posizione e lo dividete in 3. Devono essere su per giù tutti quanti dello stesso peso. Allora, devono essere tutte e 3 dello stesso peso, perché quando voi andate a cuocerli, dopo è molto importante che devono avere lo stesso peso, semplicemente perché dopo, durante la fase della cottura, è più semplice, la cottura viene uniforme praticamente in tutti e 3 i panetti. Quindi questo abbiamo 295 grammi, 386, 263, quindi 295, andiamo a prendere un po' di pasta da qui, andiamo a mettere qua, voilà, abbiamo su per giù lo stesso risultato. Allora adesso cosa fate? Prendete ogni panetto, io perciò dico sempre di non buttare mai questi contenitori perché servono sempre, quindi prendete un po' di farina, prendete il panetto, lo schiacciate come abbiamo fatto prima, lo chiudete in questo modo, sempre a fagottino, lo rimettete nel contenitore e fate l'operazione con tutti e 3 i panetti. Prendete i vostri panetti, ok, mettete uno strofinaccio sopra, e mettete in forno a crescere per un'altra oretta. Voilà. Allora ragazzi, quindi siamo arrivati al momento quello di creare poi le famose baguette. Come vedete la pasta, no, la pasta è praticamente cresciuta. Adesso prendiamo un panetto alla volta e
e andiamo a creare così le nostre baguette. Come si fa? Sempre il solito discorso, un po' di farina, si prende il panetto e si appiattisce il più possibile. Dovete creare un rettangolo. Logicamente non è che dovete essere proprio fedeli al rettangolo, però comunque dovete creare un rettangolo appiattendo il più possibile la baguette, la pasta. Poi si arrotolano facendo un po' di pressione. Adesso, per evitare che la baguette si apre durante la fase di cottura, quindi il bordo che rimane lo appiattite così, 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 così. Poi lo girate per bene. E voilà, la prima baguette è praticamente fatta. Allora adesso prendete logicamente io vi consiglierei, allora noi facciamo così, facciamo ragazzi, ho fatto una distrazione che non mi sono calcolato bene la grandezza, quindi facciamo la metà di queste, ok? Prendete la vostra baguette e tra una baguette e l'altra lo chiudete a ventaglio, così, vedete? Adesso pensiamo alle altre. E una, due. Allora, mo, se la casa è bella calda, allora voi potete mettere uno strofinaccio sopra e sta a posto così e fate lievitare. Se invece la casa non è molto calda, allora sfruttate sempre il fatto del forno. Io personalmente le metterò di nuovo sulla teglia, quindi le prendo, voilà. Allora ragazzi, siamo arrivati al momento della verità. Adesso prendiamo un coltellino, facciamo, rompiamo un coltellino più affilato. Allora adesso con un coltellino ben affilato facciamo 3 segni, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3 e 3. Ok, allora le cuciniamo 3 alla volta, quindi adesso pulisco un po' la teglia, non c'è bisogno di mettere oli, farine, non c'è bisogno di niente, andiamo a mettere direttamente la baguette qua dentro. Come? Semplicemente andiamo a prendere un cartone e o le prendete con le mani, delicatamente le poggiate qua dentro, oppure andate a prendere un cartone con
la carta Domopac e quindi lo fate rotolare come cazzo si chiama? Il forno deve essere statico e in fondo al forno dovete mettere un contenitore con dell'acqua. Non è importante che arrivate a 250-240 gradi, quello che è importante è che l'acqua evapora. Quando vedete che l'acqua sta bollendo e quindi incomincia a rilasciare il suo vapore, potete inserire le baguette, ok? Quindi facciamo lavorare il forno e nel frattempo posizioniamo le baguette nella teglia. Voilà. Abbiamo quindi messo a mano, senza che prendevo il cartone, le prime 3 baguette. Adesso volevo vedere se l'altra teglia funziona, quindi devo utilizzare per forza questa teglia qua unicamente. Ok, allora aspettiamo che l'acqua evapora. Se avete quei forni che hanno la possibilità, quei forni più moderni che hanno la possibilità di mettere la parte liquida, quindi di mettere l'acqua, allora siete avvantaggiati, altrimenti dovete fare obbligatoriamente così, perché altrimenti la mollica diventa dura. Ok? Allora fate 10 minuti di cottura al primo livello e poi al secondo livello fate 15 minuti di cottura, ok? Totale 25 minuti. Voilà. Voilà, baguette pronte. Adesso possiamo prendere. Allora, non le cuocete troppo tempo perché altrimenti, come vedete, si staccano senza problemi, perché altrimenti la mollica diventa tutta scorza. Quindi voilà. Sotto sono ben cotte. Voilà, baguette pronte. Adesso pensiamo alle altre tre. Quando sono arrivate belle così dorate, vi fermate. Non sapete che ci vuole. Guardate come sono morbide. Non ce l'ho fatta, mi dispiace, ma una già è partita. Intanto rimane faccio il pane. Come so, mamma. Arriviamo. Mortadella in. Buono. Allora ragazzi, terminate e già sono diventate 4. Voilà, 4 e mezza. Vabbè, questo me la mangio io. Quindi le mettiamo in no, questo non me la mangio ancora le vecchie, quindi le mettiamo in frigo. Domani facciamo un'altra. Allora, altre vi volevo dire una cosa: mettete non 10 grammi di sale, mettetene 7 grammi, vabbè, perché un po' salatine sono, quindi 10 grammi un po' troppo, mettetene 7 di grammi, ok? Ciao ciao a tutti, alle prossime. Domani facciamo il pane, quindi facciamo un'altra ricetta.